11 campi da calcio, 5,5 ettari, la superficie interessata è di 17 ettari, quindi è un mega impianto agrivoltaico. È contro questo progetto dai grandi numeri che amministrazione comunale e residenti stanno scendendo letteralmente in campo, anzi tra i campi, in questo lembo di terraglio in via Carlo d'Azeglio a Marocco di Mogliano, terra di paesaggi e scorci architettonici. Le ville venete che sono la nostra ricchezza perché Mogliano è una città d'arte grazie alle sue ville e tra l'altro una di queste che è qui a ridosso del futuro previsto impianto è una villa importante perché è la villa che ospita il museo Tony Benetton. Questo è il fotoinserimento che ieri ho mandato in sovrintendenza per chiedere la revisione del parere che hanno dato. Purtroppo la sovrintendenza ha dato un parere positivo a questo impianto perché probabilmente ha fatto una semplice analisi vincolistica senza vedere cosa c'è intorno. Revisione urgente quindi con il comune che ripassa la palla alla sovrintendenza, quello stesso ente che per un impianto analogo in via Cavalleggeri aveva dato parere negativo, anche se la partita pure lì è tuttora in corso. A Marocco nessuno è pronto a convivenze forzate, di certo non Valentina Possamai, giovane mamma che nel 2023 qui ha comprato casa. Non eravamo a conoscenza di quello che sarebbe successo, dei progetti che c'erano per il terreno adiacente alla nostra abitazione, ma soprattutto la cosa che ci ha fatto rimanere un po' più perplessi è stata che lo stesso proprietario dell'abitazione è lo stesso proprietario dei terreni, del terreno che circonda la casa e non siamo stati avvisati di nulla. E pensare che la zona è vincolata alla stessa strada non può essere asfaltata, per non parlare delle singole ville, Roberta Frigo ne possiede una. Se non ricordo male, noi in passato abbiamo fatto una richiesta per mettere dei fotovoltaici sul tetto e mi sembra che non ce l'abbiano concesso perché andavamo ad impattare quello che era il decoro della villa. A echeggiare è soprattutto un interrogativo. Con tanti capannoni che si possono utilizzare eh, per fare questi impianti e rubare suolo alla campagna ancora. Voi siete pronti a dare battaglia? Certamente, anche perché insomma non sta nella logica proprio dell'utilizzo del terreno un progetto del genere. Guardate che bello, cioè è bellissimo, sono posti meravigliosi, è assurdo rovinarli questi posti. Si rischia veramente di tappezzare il nostro territorio di questi laghi di vetro, di pannelli solari.